benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Disastro ambientale nella riserva della Sughereta a Niscemi. Un vastissimo incendio ha ridotto in cenere ettari di bosco, minacciando anche la vicina base militare del MUOS. Le autorità parlano apertamente di dolo. Il sindaco di Niscemi, un progetto criminale. Rogo nella notte anche nella villa Bonfiglio di Agrigento, distrutta la tenda della comunità missionaria Porta Aperta. Si indaga per verificare se si tratti di un atto intimidatorio. Avviata una raccolta fondi per ricostruire. Anche oggi Palermo tra le città più calde d'Italia, con temperature intorno ai 41 gradi. Il clima bollente di inizio weekend non ferma però i turisti, in gran movimento in tutta la Sicilia, ma solo per soggiorni brevi, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi. Altavilla Milicia, una strage decisa su WhatsApp, compresa l'orribile sentenza in 2 parole: a morte. È nato così il criminale esorcismo, costato la vita a una madre e 2 figli. Trapani, ordini la pizza a domicilio e arriva con la droga e, se vuoi, anche con le armi. Traffico scoperto dai carabinieri, in manette un fattorino e 2 donne. A Catania, nel polo museale Santa Chiara, un allestimento esclusivo ospiterà per un anno il Curos ritrovato, uno straordinario reperto archeologico, eccolo qua, in mostra accanto alla riscoperta arte pittorica siciliana dell'Ottocento. Maria Grazia Cucinotta, protagonista della rassegna Cine Nostrum, organizzata dal comune di Acicatena. La Sicilia è un paradiso, dice l'attrice, il postino emoziona anche oggi. Calcio, mentre il Palermo sorride per la 3ª vittoria in Val d'Aosta nell'amichevole contro la Nuova Sondrio finita 4-0, in casa del Catania un grave incidente che ha coinvolto un pulmino di tifosi rostazzurri spezza la concentrazione e mette in forse la prima uscita della squadra a Norcia contro il Trodica. Bentrovati, lo dicevamo, è un disastro ambientale senza precedenti quello che ha colpito la riserva della Sughereta a Niscemi, un incendio vastissimo per il quale le autorità parlano apertamente di dolo. Gerry Italia. È una scena apocalittica quella che si presenta all'indomani del vasto incendio divampato ieri nella riserva naturale della Sughereta a Niscemi, oltre 5 chilometri di fronte del fuoco, con fiamme altissime spinte dal vento caldo e dal clima rovente di questi giorni hanno inghiottito in poche ore un patrimonio forestale di inestimabile valore. Le fiamme hanno distrutto tutto, lasciando solo cenere e tronchi carbonizzati. L'incendio ha anche sfiorato il perimetro della base del MUOS, alzando il livello d'allerta. Questo è il versante nord del bosco della Sughereta di Niscemi, a pochi metri dalla torretta di avvistamento. Alle mie spalle vedete quello che rimane dopo l'incendio di ieri, un paesaggio lunare, interi ettari di Sughereta totalmente distrutti. Sono le 10 del mattino e l'incendio è quasi del tutto domato. I Canadair hanno lavorato per tutta la giornata di ieri e per gran parte della notte i vigili del fuoco, la protezione civile hanno lavorato per spegnere l'incendio, ma vedete quello che c'è alle mie spalle è davvero un disastro. Ma il fronte dell'emergenza non è solo ambientale. Le parole del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, non lasciano spazio a dubbi. È un progetto criminale perché un fronte di fuoco di più chilometri non può essere un fatto accidentale, quindi presumiamo sia doloso e quindi è un progetto criminale a questa gente che ha distrutto la nostra tradizione, la nostra specificità ambientale, la buona parte della Sughereta. E mentre la magistratura valuta l'ipotesi del dolo, l'area resta sotto stretto controllo delle forze dell'ordine. Protezione civile e forestale continuano a monitorare la zona, pronti a intervenire in caso di nuovi focolai o per proteggere eventuali abitazioni isolate. Una ferita profonda, quella inferta al polmone verde di Niscemi, che difficilmente potrà rimarginarsi in tempi brevi.
Rogo nella notte anche nella villa Bonfiglio ad Agrigento, distrutta la tenda della comunità missionaria Porta Aperta, e anche qui si indaga per verificare se si tratti di un atto intimidatorio. Avviata una raccolta fondi per ricostruire. Davide Sardo. Indagini in corso per accertare se l'incendio che ha distrutto la tenda della comunità missionaria Porta Aperta ad Agrigento sia stato un atto intimidatorio. Non è la prima volta che la struttura viene colpita. Nel 2024 ignoti l'avevano già vandalizzata, tagliando il telo e causando ingenti danni. Il rogo è divampato nella notte all'interno della villa Bonfiglio. Le fiamme hanno avvolto la tenda dove Suor Maria Grazia Pellitteri e le altre religiose portano avanti attività di sostegno per giovani, famiglie e persone in difficoltà. L'incendio si è esteso anche al costone che sovrasta via Crispi, bruciando piante e sterpaglie. Attimi di paura per la presenza di bombole di gas fortunatamente non esplose. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area. Se ci sono responsabili, se non ci sono, poi ci saranno un po' le autorità a deciderlo, a vedere dopo le indagini. A me poco importa, a me importa semplicemente che in piedi è rimasta comunità missionaria Porta Aperta. È già partita una raccolta fondi per ridare vita a uno spazio di accoglienza e speranza. Per il meteo, Palermo anche oggi tra le città più calde d'Italia, con temperature intorno ai 41 gradi. Clima torrido che però non ferma a inizio di weekend il movimento dei turisti verso le località balneari. Tutta la Sicilia è tra le mete predilette dei viaggiatori, ma solo per soggiorni brevi, anche e soprattutto per l'aumento dei prezzi. Marco Gullà. Bollino rosso anche oggi, Palermo è la città più calda in Sicilia, 41 gradi, forse anche di più. Un caldo che però non ferma il primo grande esodo estivo, tra i tratti maggiormente trafficati la Palermo, Mazara del Vallo e la Palermo-Catania. Tutti in viaggio verso le località balneari per un weekend da bollino rosso, anche sul traffico. Ma sono in tanti, anzi tantissimi, i turisti che in questi giorni prenderanno d'assalto la nostra isola per le proprie vacanze estive, vacanze che però saranno ridotte, non più una settimana, ma anche 3-4 giorni. Il tutto è anche legato all'aumento dei prezzi. La Sicilia, infatti, è la regione con maggiori rincari negli stabilimenti balneari. La Sicilia è la regione più economica d'Italia, però è la regione in cui aumenta di molto rispetto al costo della vita i servizi balneari. Arriviamo, la media nazionale è del 2%. Arriviamo in Sicilia ad aumenti per esempio dell'abbonamento giornaliero pari a più 11% oppure del lettino più 10%. Quindi la Sicilia è tra le mete predilette, ma si riduce il range di giorni di vacanza. La maggior parte, il 54,2%, opta per dei soggiorni ridotti. Al massimo 3 giorni o 5 al massimo, ma molto spesso il fine settimana. E allora tutti in vacanza, ma solo per poco. E ci sono novità anche per chi viaggia in aereo. Dopo l'imbarco senza documenti, liquidi in libertà a bordo. L'Unione Europea sta per varare lo stop al limite consentito finora dei 100 millilitri nel bagaglio a mano. Questo perché la Conferenza Europea dell'Aviazione Civile si appresta a dare il via libera all'uso esteso dei nuovi scanner di sicurezza a 3 dimensioni che, utilizzati negli aeroporti, consentiranno la svolta, forse già ad agosto. Altavilla Milicia, una strage decisa su WhatsApp. Gli investigatori hanno ricostruito lo scambio di messaggi durante il criminale esorcismo costato la vita a una madre e 2 figli. Maglio Viola. L'orrore corre su WhatsApp. Il destino di Antonella Salamone e dei suoi 2 figli, Kevin ed Emanuel, le vittime della strage di Altavilla Milicia, fu deciso dai 2 santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, e comunicato al marito e padre Giovanni Barreca con un messaggino attraverso WhatsApp. Almeno sono questi i risultati delle perizie tecniche eseguite dai periti dell'accusa, adesso riportate nel fascicolo del processo. I 3, Fina, Carandente e Barreca, erano tutti nella villetta di Altavilla
ma comunicavano via WhatsApp. Guarda me, sto pregando, scrive Sabrina Fina a Barreca, lasciando intendere che la sua preghiera servirà a chiedere cosa fare a Dio. Poi alle 18:32 del 3 febbraio 2024 arriva il messaggio secco: a morte. È uno scambio di messaggi che fanno orrore quello ricostruito dagli inquirenti, ma nessuno dei tre si sente responsabile degli omicidi, delle tremende torture inflitte prima alla madre e poi ai due figli. Una legione di demoni se li è portati via, è scritto in un altro messaggio. E per giustificare le proprie azioni, ancora, ora il bimbo è in paradiso. Un vero e proprio delirio. E anche se all'inizio aveva aiutato, anche Miriam, la più grande delle figlie di Barreca, avrebbe seguito lo stesso destino alla fine del percorso. Un orrore cieco, mistico, immotivato, del quale adesso devono rispondere tutti, anche se la coppia di Santoni nega. Ma i messaggi sembrano contraddire le versioni difensive. Tutte accuse comunque che saranno contestate alla prossima udienza a metà settembre. A Trapani fai l'ordine a domicilio e la pizza arriva con la droga e se vuoi anche con le armi. Scoperto il traffico dai carabinieri, in manette un fattorino e 2 donne. Laura Spanò. A Trapani praticamente basta ordinare una pizza e se vuoi ti arriva cocaina, hashish e se ti servono anche armi. In manette è finito un uomo di 51 anni che consegnava segretamente la droga e le armi insieme agli ordini di pizza. L'uomo era arrivato per la consegna a bordo di un mezzo nei pressi dell'abitazione dove vivevano 2 donne, una 79enne e una 58enne, pure loro arrestate, che si trova nel quartiere di San Giuliano, già al centro di numerosi blitz antidroga. Alla vista dei militari però il fattorino ha cercato di allontanarsi mostrando un'eccessiva agitazione. A quel punto i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione ed è arrivata la sorpresa. Oltre alle pizze ben occultate nel bagagliaio del veicolo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 1,6 kg di cocaina, 4 kg e 200 grammi di hashish, assieme a questo anche una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa e relativo munizionamento e silenziatore. Il fattorino e le 2 donne sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma clandestina. Dopo l'udienza di convalida per l'uomo si sono aperte le porte del carcere, mentre una delle donne è stata posta agli arresti domiciliari, per l'altra è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Erice. Scoperta a Ragusa una frode alimentare. 3 milioni di litri di latte pastorizzato proveniente da Malta erano indicati nell'etichetta come prodotto in Italia. I responsabili denunciati per falsità materiale e frode in commercio. Veronica Barbarino. Etichette falsificate e latte straniero spacciato per locale. Oltre 3 milioni di litri di latte pastorizzato proveniente da Malta sono stati immessi sul mercato come se fossero latte made in Italy. A scoprire la frode i finanzieri del nucleo PEF di Ragusa, insieme ai funzionari dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Vittoria. Il prodotto, importato tra il 2024 e il 2025, è stato distribuito a diversi caseifici siciliani e del resto della penisola per produrre formaggi venduti poi come italiani o addirittura siciliani DOC. I controlli a valle della filiera hanno fatto emergere documenti di accompagnamento con l'indicazione di falsa origine del latte ed assenza del trattamento di pastorizzazione effettuato all'estero, spacciandolo per crudo. I soggetti coinvolti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con le accuse di falsità materiale e frode in commercio. La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. A Catania riesplode la rabbia dei lavoratori Asacom, l'associazione impegnata per il diritto all'istruzione e all'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità. In mattinata sit-in di protesta sotto l'assessorato ai servizi sociali, rivendicazioni e motivazioni nel servizio di Torino De Mana. Un servizio senza qualità è un'inclusione a metà. Diritti e dignità non si negoziano ed ancora i bambini sono tutti uguali. Sotto gli archi della Marina, al riparo dal sole cocente, di fronte all'assessorato comunale ai servizi sociali, riesplode la rabbia dei lavoratori Asacom che da tempo chiedono garanzie salariali. Nel patto di accreditamento si chiedeva altro, aggiornamento professionale, si chiedeva tanto altro e non è stato rispettato.
Non sono lavoratori qualsiasi, si occupano di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità. Il loro impegno quindi richiede dedizione e sacrifici. Questo non si fa. Gloria, 5 anni. Una nostra bambina fa parte della nostra associazione e ha sentito questa nostra denuncia, ha capito che era fondamentale dare il suo contributo, quindi oggi voleva essere qui con noi per far capire all'assessore e a tutto il comune di Catania che non si procede in questa maniera. Non le manda a dire il segretario generale Ust-Cisl Maurizio Attanasio, che riconosce l'impegno del sindaco trentino, ma chiediamo proprio questo, che venga rivisto il bando e che il bando venga ritirato, come si usa nell'amministrazione, in autotutela, e riformulato inserendo le proposte che nella coprogettazione abbiamo portato come CISL tutta. Anche in Sicilia la vita si allunga con sempre più anziani, senza che però crescano per loro attenzione e servizi. Pensioni e redditi da noi sono più bassi del 20% rispetto al resto d'Italia. I sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL riuniti a Catania hanno lanciato un appello chiedendo alle amministrazioni pubbliche di impegnarsi nel contrasto alla povertà, la tutela della salute e l'accesso alle cure. È in corso in mezza Sicilia la Maratona del Dono con l'obiettivo di fronteggiare la carenza di sangue. Fidas e SAP a braccetto per dare un contributo. Tonino De Mana. Fidas e SAP a braccetto per la Maratona del Dono, con il nobile obiettivo di fronteggiare la carenza di sangue puntuale, come ogni estate. SOS che arrivano dalle grandi strutture ospedaliere di Catania, con la città etnea che fa registrare numeri da profondo rosso. La provincia di Catania ha una carenza di sangue ordinaria annuale di oltre 14.000 unità di sangue, che vengono compensate ordinariamente dalle compensazioni con le altre province regionali e a volte, quando queste mancano, pure dall'Emilia Romagna e dal Veneto. Nel periodo estivo, quando c'è la distrazione delle ferie, delle vacanze, ed ecco che allora anche le altre province soffrono di questa carenza, queste disponibilità di sangue non arrivano. Centri di raccolta impegnati per 12 ore, così anche noi saliamo a bordo dell'auto emoteca parcheggiata davanti alla squadra mobile in via Ventimiglia. Lei in questo momento sta donando il sangue. L'importanza di questa donazione? È importante, è una cosa che tutti dovrebbero fare, tutte le persone in buona salute, perché aiutiamo il prossimo, aiutiamo chi ha bisogno. Prezioso da 30 anni anche il contributo del SAP. Bene, anche quest'anno il SAP ricorda il commissario Beppe Montana e l'ispettore Giovanni Rizzo, uccisi dalla mafia, con la donazione del sangue. Un gesto di solidarietà per ricordare la memoria di coloro che hanno perso la vita per lo Stato. L'evento di solidarietà sta riguardando Catania, Palermo, Messina, Caltanissetta, Enna, Agrigento e Trapani. Arte adesso a Catania, nel Polo Museale Santa Chiara, un allestimento esclusivo ospiterà per un momento il Kouros ritrovato, uno straordinario reperto archeologico in mostra accanto alla riscoperta arte pittorica siciliana dell'Ottocento. Emanuela Corsi. L'arte pittorica dell'Ottocento siciliano incontra e si fonde con la classicità. A Catania il Polo Museale Santa Chiara ospita il Kouros ritrovato, straordinario reperto in marmo pario frutto della riunificazione della testa della collezione Biscari del Castello Ursino e il torso di proprietà del Museo Paolo Orsi di Siracusa. Il Kouros, statua greca con funzione funeraria o votiva, raffigurante un giovane, era molto diffusa nel periodo arcaico e classico tra il VII e il V secolo a.C. Il progetto di ricongiungimento e valorizzazione fu curato da Sebastiano Tusa, prima della prematura scomparsa. Torna a casa, secondo noi, in uno scenario molto bello, con queste quinte nere che lo valorizzano. L'opera, tornata a Catania, è stata esposta nell'atrio del Polo Museale ed introduce il visitatore ad un'esperienza immersiva nell'arte pittorica catanese, con la mostra romantica, volti, immagini, contaminazioni dell'Ottocento siciliano, con una straordinaria selezione di opere delle collezioni del Museo Civico del Castello Ursino, molte delle quali in esposizione per la prima volta. Per la prima volta l'Ottocento
elemento pittorico siciliano e anche catanese viene valorizzato in questo modo, e noi crediamo che questo avrà uno straordinario significato anche nell'ottica dei visitatori. La verità è che noi catanesi non conosciamo il reale patrimonio culturale della città. Allora, anziché pensare ogni volta a immaginare viaggi culturali altrove, intanto cominciamo a compierli a Catania e ci sentiremo appagati. Le mostre resteranno aperte tutti i giorni dalle 9 alle 19. Davvero da non perdere. Adesso cinema, Maria Grazia Cucinotta, protagonista della rassegna Cine Nostrum, organizzata dal comune di Aci Catena. La Sicilia è un paradiso, dice l'attrice. Il postino emoziona ancora oggi. Orazio Longo. A Messina, a Roma, a Milano e Los Angeles per poi tornare con l'Etna nel cuore. La vita artistica di Maria Grazia Cucinotta raccontata a Cine Nostrum, la rassegna del comune di Aci Catena in provincia di Catania giunta alla 20ª edizione. Ho portato anche un ospite perché non era mai stato in Sicilia, ho detto deve diventare un cane sicuro anche lui. È sempre un piacere ritornare in questa meraviglia e ogni volta sempre più convinta che sia il paradiso del mondo. Accompagnata dal simpatico e inseparabile cane Gigi, Maria Grazia Cucinotta parla del film che ha rappresentato certamente la svolta della sua carriera, iniziata come modella, partecipando a Miss Italia nel 1987 per poi debuttare in TV con Renzo Arbore a Indietro tutta. Il postino del 1994. Io sono il postino, io sono nata in una famiglia di postini, mio papà faceva il postino, mio fratello, mia sorella grande, una sorella di 12 anni e un fratello di 10 anni più grande di me che sono stati entrambi postini, quindi il postino mi ha accompagnato dalla nascita fino alla morte. Il prossimo anno celebro i 40 anni di carriera, ogni tanto mi meraviglio perché comunque il linguaggio di Massimo è veramente eterno. Cosa ti rimane di lui ancora oggi, un ricordo proprio tuo? Ma il fatto di non avermi mai giudicata, il fatto di avermi fatto capire che tutti i miei difetti sarebbero stati il mio essere unica. Cine Nostrum continua questa sera al piano Umberto di Aci Catena con la seconda serata dedicata a Maria Grazia Cucinotta col talk Dalla Sicilia ai 7 cinematografici internazionali e la proiezione del film Gli angeli possono pascolare. Domani il concerto dell'Orchestra Verdi e domenica 27 la serata dedicata ai giovani e ai corti con il premio alla carriera all'attrice Guiaiello. Bentornata ad Aci Catena Maria Grazia, adesso è la pausa per lo sport tra poco, ancora una vittoria nel precampionato del Palermo e invece il Catania è in ansia per i due tifosi rimasti feriti in un incidente stradale mentre andavano verso il ritiro dei rossazzurri a Noccia. State con noi, fra pochissimo torneremo. Gol e sorrisi per il Palermo in amichevole, poker alla nuova Sondrio e Inzaghi sempre più soddisfatto. Marco Gullà. 4 gol e ulteriori passi di crescita. Il Palermo vince anche la terza amichevole prestagione 4-0 alla Nuova Sondrio, formazione di Serie D. Un Palermo che vince e convince, anche se comunque in questo periodo di preparazione i risultati hanno un valore secondario. Primo gol dell'amichevole segnato subito da Pierozzi, poi arriva il raddoppio del capitano Matteo Brunori. Tristi di Ceccaroni e nella ripresa solito gol del palermitano Corona. Bene il gioco, bene le occasioni, c'è grande predisposizione, tutti che corrono, lottano, pressano in avanti. Quando anche le gambe girano nel modo giusto penso che potremo divertirci se continueremo a avere questo atteggiamento e questa attitudine al lavoro che è veramente molto importante, ecco. Nessuno ci regalerà nulla, dovremo correre più degli altri, ha aggiunto Inzaghi. Oggi per il Palermo riposo, domani si torna a faticare. Sul mercato si attende l'ufficialità per il difensore Bani in arrivo dal Genoa. Il calciatore dovrebbe arrivare nelle prossime ore in ritiro e dalla prossima settimana essere a disposizione di Inzaghi. Adesso Osti è alla ricerca di un difensore under. I nomi sul taccuino sono quelli di Obaretin e Veroli. Le parole di Tiago Casasola sono le prime che arrivano dal ritiro di Norcia, dove oggi è piombata la brutta notizia di un incidente stradale capitato ai tifosi rossazzurri che stavano raggiungendo l'Umbria per l'allenamento congiunto di domani contro il Trodica. Adesso si valuta se giocare ugualmente e poi c'è il mercato. Francesco Triolo.
Il calcio che si interseca con la cronaca, perché mentre il Catania sta proseguendo il lavoro di preparazione fisica a Norcia, c'è da registrare il brutto incidente avvenuto intorno alle 4:30 di questa mattina sull'autostrada all'altezza di Polla, poco prima di Salerno, ad un pulmino di tifosi rosso-azzurri del gruppo Gli Irriducibili della Curva Sud, che si era messo in viaggio per raggiungere la sede del ritiro della squadra di Toscano, proprio in tempo per la prima uscita stagionale, l'allenamento congiunto contro il Trodica. 2 dei 9 tifosi a bordo sono ricoverati in prognosi riservata, uno all'ospedale di Polla e l'altro a Valle della Lucania. Le loro condizioni sono definite dai sanitari serie. Adesso l'allenamento congiunto contro il Trodica, programmato per domani alle 18, potrebbe anche essere annullato. La società sta infatti valutando il da farsi in collaborazione con la questura di Perugia. Una notizia che ha scosso il ritiro di Norcia, quindi dove si stava lavorando senza sosta e con curiosità, soprattutto per i nuovi. Ciao, sono Tiago Casasola e sono un giocatore che cerca sempre di mettersi a disposizione della squadra, a dare una mano sia in fase difensiva che in fase offensiva. La mia caratteristica principale è appunto quella di dare il massimo per la squadra e cercare sempre di arrivare all'obiettivo, che è sempre quello di vincere. Sul fronte mercato invece resta in stand-by la trattativa con la Ternana per Vallocchia e Aloy. Teio è sempre più avviato alla cessione in Colombia. Peralta, oltre il Crotone, trova estimatori anche a Foggia. Potrebbe andare via Allegretto, ma solo se arrivasse Celiento dal Trapani. In entrata poi il DS Pastore, invece ha accelerato per Tonin, attaccante del Pescara. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.